Più di 4.000 veneti sono in attesa di una casa e contemporaneamente sono oltre 6.000 gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica che sono vuoti, un patrimonio immenso che è fatiscente e attualmente inutilizzabile, in attesa di restauro. E c'è chi si chiede perché non è stato usato il superbonus per rimettere a nuovo e restaurare il patrimonio pubblico dell'edilizia residenziale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è mercoledì 1 giugno 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda il diritto alla casa, la casa che non c'è, la fame di alloggi e la situazione quindi dell'abitare in Veneto. Ma nel frattempo, prima di leggere i titoli sul Corriere del Veneto e sul Gazzettino di oggi, una informazione di servizio. Domani ci sarà Sveglia Veneto per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Caricherò regolarmente la puntata, mentre il 3 giugno naturalmente non ci sentiremo. Allora leggiamo i titoli. Case Ater 7.380 sono vuoti, in corso lavori per 30 milioni di euro. Questo il titolo del Gazzettino di oggi, sotto uno specchietto che inquadra la questione come una questione della politica in Veneto. Edilizia pubblica, votati in Consiglio regionale i rendiconti delle 7 aziende Ater, poi lo vedremo meglio più in dettaglio. Sono 7 le aziende dell'edilizia residenziale pubblica, una per provincia. Sono in aumento le vendite di alloggi, quindi le alienazioni, e secondo le minoranze in consiglio regionale le manutenzioni sono carenti, sono troppi gli alloggi da restaurare, appunto un totale di quasi 8.000 alloggi sfitti. C'è il dettaglio provincia per provincia. In provincia di Belluno 152, Rovigo 893, Verona 668, Vicenza 744, Rovigo 893, e vediamo che la questione riguarda in particolare le province di Treviso, 1126 alloggi sfitti, Padova 1314, Venezia 2483. Sul Corriere del Veneto abbiamo uno specchietto con i vari dettagli dell'ente regionale, l'Ater, l'azienda territoriale dell'edilizia residenziale. C'è un Ater per provincia, appunto le 7 Ater venete al 2020 contavano 359 dipendenti per un costo complessivo di 22 milioni di euro, un patrimonio netto di 1,291 miliardi, utili per 7 milioni e 150 mila euro, crediti per 64 milioni e debiti per 67 milioni. Vabbè, insomma, una serie di dati. Ma il punto è che ieri la seconda commissione del Consiglio regionale ha trattato la situazione delle Ater provinciali, ricavandone una ricognizione dettagliata. Nel 2021 sono oltre 40.000 gli alloggi gestiti dall'Ater, quasi 6.000 quelli sfitti, 5.982, e sono 9.555 quelli in manutenzione. La denuncia delle opposizioni è quella relativa ai 6.000 alloggi sfitti, in larga parte inutilizzabili perché bisognosi di restauro, e appunto nel momento in cui sono 4.000 i cittadini in attesa nelle liste appunto dell'Ater. Attenzione, perché questi 4.000 sono i dati di tutte le Ater tranne Padova e Venezia, che non hanno fornito i dati, quindi sono 4.406 i veneti in attesa di alloggio più quelli di Padova e Venezia. Insomma, numeri che chiaramente descrivono una situazione di emergenza, una situazione in cui il diritto alla casa è negato per chi appunto non ne ha una, e viene da chiedersi dove vivono nel frattempo queste famiglie che avrebbero diritto a un alloggio pubblico, ma invece lo stanno ancora aspettando perché questo è da restaurare.
Noi voltiamo pagina e parliamo ora del caso Grafica Veneta, che oggi occupa tutti i quotidiani. Partiamo dai quotidiani del gruppo Gedi. Operai pakistani maltrattati, caporalato, vanno verso l'archiviazione e le accuse al patron di Grafica Veneta. Franceschi era stato indagato per sfruttamento di manodopera, il PM lo scagiona. Chiesto il processo invece per i titolari di BM Service e altre 9. La procura di Padova dice nessuna prova che l'azienda sapesse degli abusi sui lavoratori. Quindi oltre al presidente e titolare di Grafica Veneta vanno verso l'archiviazione altri 4, mentre 12 sono richieste di rinvie a giudizio. Tra questi ci sono appunto i soci titolari di BM, la società che gestiva in appalto un servizio di rilegatura, insomma, che di fatto, come leggiamo sull'articolo di Cristina Genesin per i quotidiani del gruppo Gedi, l'azienda BM Service che cedeva lavoratori a Grafica Veneta e appunto è coinvolta in questa indagine, in questa inchiesta per sfruttamento di manodopera. Vediamo il Gazzettino di oggi. Grafica Veneta, la procura chiede 12 rinvii a giudizio, archiviazione per Franceschi, appunto il patron di Grafica Veneta. Padova, chiuse le indagini sul caporalato, istanza di processo solo per i pakistani. Questo è il titolo che leggiamo. L'imprenditore, una dichiarazione di Franceschi: sollievo e amarezza, non siamo un'azienda che discrimina. Ricorda il Gazzettino che 2 manager di Grafica Veneta hanno già patteggiato. Lo scandalo era scoppiato il 26 luglio 2021. L'amministratore delegato di Grafica Veneta Giorgio Bertan e il direttore tecnico Giampaolo Pinton hanno già patteggiato. Il PM ha chiesto di archiviare pure le posizioni di Cristian Gasparini, Bilal Zar, Umar Ali e Asif Mohammad, oltre appunto a quella di Franceschi. Dalle intercettazioni, scrive il Gazzettino, non sono emersi riscontri sul fatto che il presidente fosse a conoscenza dello sfruttamento. Allora andiamo sul Corriere del Veneto. Grafica Veneta e la Coop che sfruttava. Franceschi esce di scena dall'inchiesta. Chiesto il rinvio a giudizio di 12 stranieri, e poi il virgolettato che chiarisce totalmente la situazione: il patron dell'azienda non conosceva la situazione dei lavoratori. E ancora nello specchietto sotto la foto: non sapeva. Per il patron di Grafica Veneta Fabio Franceschi la procura di Padova ha chiesto l'archiviazione per mancanza di consapevolezza della situazione dei lavoratori. Insomma, il presidente e titolare di Grafica Veneta non conosceva, non sapeva appunto quale fosse la situazione dei lavoratori all'interno dei suoi stabilimenti e comunque nel ciclo di lavoro di Grafica Veneta. Appunto, la vicenda riassunta anche dal Corriere del Veneto: la procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio di 12 stranieri che sarebbero implicati nel caso di sfruttamento della manodopera all'interno dello stabilimento di Grafica Veneta nel Padovano. Per 5 indagati è stata chiesta l'archiviazione, tra loro anche appunto il patron dell'azienda Fabio Franceschi. Per la procura, di nuovo leggiamo, non aveva consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri, non sapeva nulla di quello che stesse succedendo nel suo stabilimento. Insomma, questa è la notizia, a voi i commenti. Sempre parlando di caporalato, troviamo un'altra notizia. Qui siamo nei campi della Bassa Padovana. Africani schiavizzati nei campi, arrestato il reclutatore trentenne. L'articolo di Alice Ferretti sui quotidiani del gruppo Gedi inizia così: turni da 10, 12, addirittura 15 ore giornaliere con una retribuzione di non più di 5 euro l'ora, alloggi fatiscenti dove venivano assembrati per 150 euro al mese a posto letto, nessun dispositivo di sicurezza, nessuna visita medica, nessun corso di formazione. Così venivano impiegati 23 lavoratori, tutti stranieri, alcuni irregolari, nella raccolta di ortaggi nella Bassa Padovana e in particolare nella zona di Pernumia.
A offrirgli il lavoro un marocchino di 30 anni, titolare di un'azienda di Stanghella che opera nel settore agricolo, indagato adesso per reato di sfruttamento del lavoro, si trova agli arresti domiciliari. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, che pubblica la stessa foto, la foto dell'operazione dei carabinieri che hanno eseguito la misura di custodia cautelare a carico del caporale, così viene definito sul Gazzettino. Immigrati reclutati per strada, spediti nei campi come schiavi. Il fenomeno scoperto nella Bassa Padovana, turni di 15 ore per 23 africani pagati 5 euro l'ora, arrestata una persona di origine marocchina. Non è scritto così naturalmente sul Gazzettino, ma insomma mi sono anche un po' stufato di leggere i titoli per come vengono scritti. E allora voltiamo pagina, un'altra notizia. Rimaniamo sempre nei campi, e questo è naturalmente i campi dello sfruttamento, ma la priorità per l'economia veneta sembra essere un'altra. Non tanto appunto la guerra, il contrasto al caporalato, quanto il fatto che ci sono pochi lavoratori. Anche qua, anche nei campi mancano lavoratori, come mancano nella ristorazione, nel turismo, come mancano i camerieri, insomma pochi stagionali. La vendemmia è a rischio, l'allarme, questo lo leggiamo sul Gazzettino di oggi. Le dichiarazioni del presidente della CIA del Veneto, l'associazione degli agricoltori: anche nella nostra regione la manodopera straniera rappresenta ormai stabilmente un terzo della forza lavoro complessiva in agricoltura. Ostacolare l'attività sono la burocrazia e la rigidità degli strumenti. Cerchiamo di capire meglio. Allora, sui quotidiani del gruppo GEDI: stagionali agricoli, il Veneto ha bisogno di 40.000 stranieri. Sono 100.000 a livello nazionale gli stranieri che servono almeno per garantire le campagne di raccolta estiva di frutta e verdura, quindi 40.000 nel Veneto. E questo lo afferma la Coldiretti, dicendo anche che con l'arrivo del grande caldo accelera la maturazione dei campi e quindi c'è ancora più urgenza nel far fronte alla carenza di manodopera. Ancora sul Corriere del Veneto, qui le cifre sono leggermente diverse. Nei campi servono 10.000 stagionali, appunto abbiamo appena letto 40.000 sui quotidiani del gruppo GEDI secondo la Coldiretti. Qui invece è sempre citata la Coldiretti, ma appunto la cifra è diversa: 10.000 stagionali. La stagione della raccolta che è a rischio, sotto accusa il decreto flussi, tutto fermo, quel decreto che permette l'arrivo in Italia di lavoratori stranieri appunto per lavori stagionali. Questa è la situazione nella agricoltura dal punto di vista naturalmente degli imprenditori agricoli. Voltiamo pagina e parliamo della sanità. Oggi soltanto una notizia flash, ma è succosa. Si parla della sanità, diciamo, dal punto di vista della politica e della gestione. Pagelle ai 9 direttori generali delle ULSS del Veneto. Alcuni sindaci chiedono che il voto sia segreto. Come funziona? I direttori generali della sanità del Veneto, delle ULSS, hanno un sistema di valutazione come tutti i dirigenti pubblici naturalmente, ma in questo caso è piuttosto complesso. Vota sia il Consiglio regionale, ma anche la Giunta regionale, ma anche votano i sindaci, la conferenza dei sindaci, quindi i rappresentanti del territorio. E questa notizia riguarda proprio loro, cioè alcuni sindaci che chiedono di poter avere il voto segreto per le pagelle ai direttori delle ULSS del Veneto, una richiesta che sta tenendo banco tra i sindaci, scrive Alda Vanzan sul Gazzettino. Sindaci che sono chiamati a esprimere appunto la valutazione sull'operato dei nuovi manager della sanità regionale, ma perché il voto segreto si chiede la giornalista. Dicono che sarebbe l'unico sistema perché i primi cittadini possano sentirsi tutelati, mentre con il voto palese potrebbero avere qualche timore a esprimere doglianze nei confronti della propria ULSS. Paura di ritorsioni? Si chiede la giornalista. Il fatto è che i sindaci devono avere rapporti collaborativi con l'ULSS di appartenenza, ma devono anche rispondere ai propri cittadini, i quali non sempre sono soddisfatti dei servizi sociosanitari erogati
sul territorio. Mi viene da pensare ad esempio al caso della Bassa Padovana, all'ospedale di Schiavonia, dove ci sono state molte manifestazioni con la presenza di tutti o quasi i primi cittadini del territorio, un territorio che ha visto l'ospedale, l'unico ospedale, trasformarsi in Covid hospital, quindi il venire meno di una serie di servizi. Ecco, quei sindaci scesi in piazza appunto per protestare anche nei confronti della regione, ora potrebbero trovarsi in imbarazzo e esprimere una valutazione al direttore generale dell'ULSS. Questa è assolutamente una mia ipotesi, ma i casi come questo, naturalmente, come sappiamo, di servizi, di problemi, di soprattutto preoccupazione da parte dei cittadini rispetto alla sanità e alle sempre crescenti carenze della sanità pubblica sono diffuse su tutto il territorio regionale. In ogni caso i punteggi verranno assegnati entro il 30 giugno, si tratta della prima valutazione per i nuovi direttori generali. Chiudiamo con 3 notizie flash. La siccità, il Veneto perde la guerra dell'acqua. Secondo la Protezione Civile non c'è alcuna emergenza. La notizia sul Corriere del Veneto, che dedica addirittura la prima pagina a questa notizia. I bacini del Trentino Alto Adige restano chiusi a beneficio dei colossi dell'energia, così scrive il Corriere del Veneto. Il riferimento è all'idroelettrico, ne avevamo parlato ieri qui su Sveglia Veneto. Anche in Trentino c'è penuria d'acqua, troppo poca la pioggia di questi giorni. Le trattative fra Veneto e province autonome di Trento e Bolzano comunque proseguono. Fra 10 giorni ci sarà il prossimo incontro. A Chioggia invece i pescherecci si fermano, sciopero a oltranza dei pescatori. Il problema è quello del caro gasolio, chiedono l'intervento del governo o sarà la fine. Spedito a Roma un piano per la ripartenza. E il Corriere del Veneto si sofferma anche sulle ricadute per il commercio, per la ristorazione. Al mercato si sopravvive con il pesce surgelato, lavoriamo solo così, dicono i commercianti, e i ristoranti cambiano i menù con la carne. Parlano i ristoratori di un disastro, abbiamo fatto saltare tutti i menù, tiriamo avanti alla giornata, perché naturalmente se i pescatori non escono in mare, le conseguenze sono per tutta la filiera. A Jesolo, sempre sul litorale veneto, frode e fatture false nel complesso di lusso a Jesolo, un arresto, sequestrato 1,5 milioni di euro. Questa era l'ultima notizia di oggi, quindi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, una buona giornata a tutte e tutti voi. Noi torniamo a sentirci domani, 2 giugno, festa della Repubblica.